La parola a Tiziana Plebani, dottore di ricerca in storia sociale europea, insegnato conservazione dei materiali librari e documentari all'Università Ca' Foscari di Venezia, è stata responsabile del Dipartimento Storia e Didattica della Biblioteca Nazionale di Venezia, ora è cultrice di storia moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Ca' Foscari. A te la parola, Tiziana. Grazie. Bene, allora ci spostiamo appunto di secolo e anche avanzato e appunto io parlerò di spazio pubblico e prima di tutto bisogna capirci su che cos'è spazio pubblico. Lo spazio pubblico non è dato in natura, è mutevole, è passibile di ridefinizione nel tempo e dallo spazio ed è percorso da tensioni e conflitti che hanno riguardato e riguardano il diritto o la possibilità di accedervi, abitarlo nella sua pienezza, oppure l'esclusione o la missione in ambiti marginali. È una storia connotata peculiarmente dalle costruzioni culturali e sociali che hanno modellato o cercano di modellare i generi e il loro diritto appunto di abitare lo spazio pubblico in una data società, in un dato momento, con ricadute giuridiche. Ci sono delle proibizioni, le restrizioni, norme esplicite, ma anche norme sottintese, ma ugualmente vincolanti. Pensiamo per esempio allo spazio della notte, al tempo della notte e le donne. E al contempo territorio però di trasgressioni, sconfinamenti, negoziazioni, ecco, negoziazioni, sarà la parola che tornerà, che le donne hanno messo in atto, come vedremo. Quindi è esistita una questione che riguarda lo statuto del corpo femminile nello spazio pubblico e il processo non pare oggi concluso, come sappiamo. La soggettività delle donne in ambito pubblico è rimasta in parte imprevista e come tale esposta e fragile, raramente partecipante a pieno diritto. Ovviamente poi dipende anche dalle società e dai luoghi di cui parliamo. Tuttavia, come ho detto, questa questione, questa tensione anche per l'azione delle donne stesse non è rimasta uguale nel tempo. L'uscita dal clima controriformista che aveva disciplinato la presenza delle donne e cercato di imporre un regime segregazionista vedeva nascere nelle città, quindi alla fine del Seicento, anche un po' prima a Venezia, spazi promiscui come i teatri, primi luoghi pubblici e laici che allentavano le catene eccettuali, il confinamento delle donne e disegnavano uno spazio più orizzontale che gerarchico. Quindi il tema che affronterò è quello della città e dello spazio della città. Con i teatri si affermavano anche carriere inedite delle donne, figure pubbliche anche di grande successo e anche ben pagate, quali erano cantanti, ballerine, attrici, e che si imponevano nella cultura del tempo e in qualche modo anche sottraendo o mitigando, cioè il rapporto della figura femminile sullo spazio pubblico connessa al meretricio o al commercio sessuale, e che si offrivano alle altre donne come modelli nuovi, destini anche nuovi e immaginari diversi, ovviamente non senza ombre. Ma tutto questo a Venezia. Infatti questa è una storia tipicamente veneziana, quella che narrerò non è paragonabile ad altrove, era amplificato dalla precoce apparizione dei teatri pubblici, dal loro cospicuo numero, pensiamo che a Venezia ce n'erano 17 nel Settecento, e della frequentazione di tutti i centri, anche per il costo del biglietto che era irrisorio, e della presenza sulla scena delle donne. Ricordo che questa presenza sulla scena era proibita già dal 1588 nello Stato Pontificio, quindi in grande parte dell'Italia, e per vedere donne sulla scena e non uomini a un travestì bisognerà aspettare la fine del Settecento con i francesi su questi territori pontifici. Ma la presenza femminile nello spazio pubblico non si limitava a queste figure. Ora, a Venezia si passeggiava
come nelle altre città europee, perché si era dato via a opere di riqualificazione dello spazio pubblico, manutenzione, igiene, viabilità, si passeggiava, si consumava. A 700 la presenza dei negozi, della rete dei negozi e delle botteghe artigiane si spandeva in maniera significativa e si diversificava per l'emergere di nuovi consumi. Giusto per avere un'idea del commercio al minuto, a Venezia nel 1740 si contavano ben 5.904 punti di vendita e le donne erano frequentatrici di questi spazi che erano anche luoghi di circolazione delle informazioni, di intrattenimento e di gossip. Quindi le frequentavano in una duplice veste, quella di acquirenti e consumatrici, che tra l'altro decretavano il successo di certi beni e di certi beni di consumo, pensiamo alla cioccolata ma anche a molti capi d'abbigliamento, e questo permette di sottolineare l'apporto femminile al successo di gusti e pratiche tipicamente illuministe e la loro rilevanza sul piano economico, ma anche che aveva ricadute sulla trasformazione dello spazio pubblico e il rinnovamento delle pratiche della sociabilità. Ma la presenza delle donne nelle botteghe le vedeva anche nel ruolo di lavoratrici, mogli, figlie, sorelle di artigiani o commercianti, anche talvolta, o personale dipendente, anche talvolta donne che gestivano questi punti vendita, e questo caratterizzava la città settecentesca. Quindi la femminilizzazione degli luoghi di consumo e di vendita, la visibilità delle donne, la loro incrementata autonomia produceva esiti che contrastavano le regole su cui si erano basate le precedenti relazioni tra i ceti. Ne spia, per esempio, il coinvolgimento di donne impiegate nelle botteghe in amori clandestini e tentativi di matrimonio a sorpresa. Questo è un tema che ho studiato, ne cito solo uno, 1734, quello del giovane patrizio Sebastiano Rizzi con Lucetta Rimondi, che era una mantechera, cioè aveva una bottega in cui vendeva olio, manteche, dolci e maschere. Dunque lei incarnava la disparità sociale, una minaccia che la società di antico regime, anche a Venezia, aveva cercato in ogni modo di tenere a bada. Questa insofferenza per i limiti imposti dalla disparità di ceto si esprimeva anche attraverso la trasgressione dei codici di abbigliamento che a Venezia, seppur tardivamente rispetto altrove, avevano visto definire a un certo punto una sorta di uniforme patrizia di colore nero. Le patrizie e le cittadine dovevano vestire fuori di casa solo di colore nero, era proibito il colore. Ma le donne patrizie, come le cittadine, invece preferivano mostrarsi, stiamo a metà Settecento, in pubblico, addirittura passeggiare per la Piazza San Marco, quindi il luogo investito di ordine simbolico, con lo zendal che è il tipico drappo delle popolane, mettendo in atto una strategia di occultamento dell'appartenenza di ceto nobiliare, mentre le donne comuni, le cantanti e le altre vestivano di nero e di merli che erano a loro proibite. Insomma, non la faccio lunga, ma ci sarebbero molti di questi temi anche per i teatri, eccetera. Ma il luogo in cui la frequentazione delle donne iniziò a creare vive preoccupazioni nei magistrati veneziani, fino a considerarla una faccenda di Stato e una minaccia per la stabilità dello Stato, fu il caffè. Ora lo sappiamo, il caffè come dire, rappresentava la nuova forma di scambio impegnata sul carattere collettivo, egualitario e pubblico, attivatore di saperi, luogo di raccolta di informazione, palestra di sperimentazione della convivenza di individui eterogenei, ma anche di funzioni differenti. C'erano dei giornali che avevano sede nei caffè, ma ci si curava i calli al caffè, si poteva avere un medico che ci si visitava, insomma tutta una serie di altre attività avvenivano nei caffè. Dunque il caffè era l'istituzione principe della sfera pubblica settecentesca e quindi è interessante comprendere quale sia stato il rapporto delle donne con questo spazio e in più in generale le relazioni di genere. Ora può non stupire rilevare che la presenza delle donne nei caffè ha quasi ovunque
generato problemi e conflitti. Ho fatto uno studio comparativo in Europa che non vi riassumo, ma è interessante perché nota le diverse costruzioni anche della sfera pubblica in relazione al genere femminile. Ma in estrema sintesi va rimarcato che sia in Inghilterra, dunque nella patria dei clubs e dei caffè, che in Francia, pur con alcune differenze, l'ambiente dei caffè è ristretto ai soli uomini. Erano spazi connotati dalle pratiche della sociabilità maschile e come tale si rendevano anche poco desiderabili agli occhi del pubblico femminile. In Italia, in maniera assai peculiare e singolare a Venezia, ma del resto avete sentito anche cosa sta dietro in questa città, che tipo di rapporto anche col diritto, con le consuetudini, con la negoziazione che c'era, i caffè costituiscono invece un ritrovo condiviso e la loro attrattività e fortuna dipesero proprio dalla presenza femminile e dall'intervento di ambo i sessi, oltre che di ceti diversi. Del cruciale ruolo dei caffè a Venezia ne prova il loro numero, che giunse ad arrivare nella metà del Settecento a 289, un numero, guardate, molto più elevato, anzi assai più elevato in proporzione al numero degli abitanti che a Londra, per esempio. Se non parliamo di Parigi, le altre c'è pure confronto di altre città capitali. E ovviamente anche dimostra come i caffè fossero un motore economico e occupazionale anche per le donne stesse che lavoravano nei caffè. Allora tutti e tutte frequentavano i caffè, pure le popolane, anche grazie alle panche che venivano messe all'esterno. Erano in particolare appunto le donne ad apprezzare la libertà e le opportunità che questi luoghi concedevano loro, l'uscita dal domestico e la piena disponibilità dello spazio pubblico e laico, ed era una questione di desiderio. Ho detto che invece in Inghilterra non desideravano andare in questi luoghi, le veneziane invece lo desideravano e i viaggiatori stranieri osservavano e scrivevano questo andare e venire delle donne che fossero popolane, cittadine o patrizie, e tutto ciò cominciò ad allarmare i magistrati. Le preoccupazioni crebbero proprio a metà del Settecento e gli inquisitori cominciano a notare che anche le donne di nobile condizione si sono intruse nelle botteghe di caffè. Le donne sapevano di contare sugli spazi interni, cosiddetti camerini, in cui potevano sostare tra l'altro con più agio e più discrezione. Dopo una serie di decreti per limitare orari di apertura e riaffermare il comportamento spettante alle patrizie, nel 1766 gli inquisitori davano ordine che non fossero ammesse donne di qualsiasi condizione in qualsiasi bottega d'acqua dentro i ponti per accontentarli dai luoghi più esposti e frequentati della città, e stabilivano che i camerini dovessero essere disfatti. Dunque si era accesa una vera e propria guerra dei caffè riguardante l'accesso alle donne. Gli inquisitori osservavano anche comunque che le donne avevano cominciato a frequentare con libertà anche altri luoghi, malvasie, pestrini, perfino le osterie, che erano luoghi tipicamente maschili. Ma le donne continuarono, nonostante i divieti, a frequentare i caffè e a dimostrare di non voler rinunciare a questi spazi. Dunque si aggiunse a una legge del 77 che avete sentito, quindi il frenato, bisognava frenare, non la ripeto, il vivere troppo libero e licenzioso delle donne, delle femmine nostre, e questa pratica notturna. Questa pratica notturna perché l'incremento questo entriamo in un coso di contesto, l'incremento della sociabilità della notte da parte di uomini e donne era una delle novità, delle grandi novità delle città europee di questo periodo, con l'introduzione dell'illuminazione pubblica, che anche Venezia si dotò con prontezza. Dunque vediamo che la libertà femminile, legge, si aveva aperto un conflitto con lo Stato che verteva proprio sulla frequentazione dei luoghi pubblici, in particolare dello spazio che più rappresentava la sfera pubblica settecentesca. Tuttavia, a differenza del modello inglese, i caffè veneziani avevano fatto del carattere antisegregazionista il loro marchio di fabbrica. Quindi ci furono
malumori, la voce pubblica, voce popolare che si lamentò di questo, cominciò a esprimersi anche in rime, ma tale misura provocò la protesta, e questo è interessante, di un centinaio di caffettieri che mettevano in luce l'importanza delle donne nel regime di scambi e consumi, nell'economia mercantile e nella ricchezza cittadina. Mettevano in ginocchio l'arte e tutte le famiglie che vi lavoravano non solo dentro il caffè, ma anche nelle vendite, negli spacci, nella produzione, nell'arrivo, eccetera. Ma anche i caffettieri facevano notare che la socialità della città settecentesca stava nelle mani delle donne, questo lo dice bene anche Goldoni. Quindi bisognava trovare una soluzione che permettesse a loro di entrare senza esporle allo sguardo dei passanti come volevano gli inquisitori. E quindi proposero di differenziare l'entrata dei caffè dall'entrata principale all'entrata dei camerini, dei locali adiacenti, quindi una negoziazione di concerto alle magistrature che presiedevano l'edilizia. Dunque, per smorzare questa visibilità, non intaccando però la libertà di movimento delle donne che si erano conquistate, non si poteva più tornare indietro. E dunque si iniziava una stagione di adattamenti che coinvolse l'intera città, perché i caffè erano sparsi dappertutto, si concentravano nella parte centrale, ma erano diffusi in tutta la città. Dunque bisognava operare, rompere murature, realizzare nuove porte, creare tramezzi, sbarrare scale. Ogni intervento era documentato da schizzi, progetti, dettagli dei capomastri inviati agli inquisitori, cui seguivano delle ispezioni. È stato bellissimo studiare queste cose, molto anche divertente. Rimaneva comunque un problema da affrontare, un altro. Nelle botteghe d'acqua e di caffè si smerciavano al minuto acquavite e liquori che erano la base di composizioni salutari di consumo abituale delle famiglie e del cui rifornimento si occupavano le donne, specialmente in quelle famiglie che non potevano delegare questo alla servitù. Quindi i caffettieri lo facevano notare e cosa succede? Queste suppliche che arrivano, gli inquisitori concedevano la libertà di servire le donne nella sola bottega, ossia al banco, stando esse in piedi, senza accordargli il servigio di sedie e camerine. Fanno dunque una presenza transitoria, una concessione che, capite bene, non poteva che lasciare ampio spazio di manovra sia ai caffettieri che alle donne stesse che frequentavano il caffè e che non smisero di farlo. L'impopolarità di tale decreto, e vado alla fine, rese tale misura dunque inefficace, quindi la guerra dei caffè non venne vinta dai magistrati, vinta dalle donne con le alleanze che seppero conquistare, con la loro agency, che d'altra parte ormai componeva l'immagine della città così come ci si aspettava e si voleva che fosse, indistinguibile dai suoi spazi, dai suoi ritrovi e dalla sua scena pubblica. Vi possiamo anche leggere in questa storia un'anticipazione in fondo delle lotte delle donne per il diritto alla città, che vedremo poi svilupparsi, dispiegarsi anche a fine secolo, nella rivendicazione del periodo giacobino, anche a Venezia, in queste parole. E questa fase però fu rinchiusa nel periodo successivo, confermando quello che abbiamo sentito oggi, che la sfera dei diritti, la sfera delle conquiste delle donne non è mai data e subisce contraccolpi invece dalle parti delle mutazioni politiche e dall'humus culturale che sta alla base. Grazie. E con Liviana Gazzetta facciamo un altro balzo di secolo. Siamo nella seconda metà del 1800 e le donne agiscono, le donne che godono di una cittadinanza monca, perché non votano e non hanno tanti altri diritti, li rivendicano. Sono donne che hanno fatto il Risorgimento, che hanno partecipato alla formazione dell'Italia, che si sono distinte, che sono andate in prima persona e in relazione al diritto di voto, insomma, fanno pressione
addirittura trovando in alcuni casi delle commissioni elettorali provinciali favorevoli a farli iscrivere. Ovviamente poi la magistratura sega tutto e non riconosce questo diritto, ma questa è una agency femminile molto, molto, molto forte. Allora do la parola alla nostra lettrice e poi a Liviana Gazzetta, che terrà una relazione dal titolo Cittadinanze femminili attive dai plebisciti alla via giudiziaria per il suffragio. Lettera al re Vittorio Emanuele II, 1866. Con il plebiscito del 21 e 22 ottobre 1866 le donne si confrontarono per la prima volta con l'esclusione dai diritti politici. La rilevanza simbolica del voto plebiscitario, che fondava sulla volontà dei cittadini l'adesione allo Stato italiano, è chiara. Di qui la reazione che si manifesta diffusamente nel territorio veneto in forme diverse. Il testo è una lettera di denuncia contro questa discriminazione, indirizzata direttamente al re e presentata al generale Taon di Revel nel corso di una manifestazione pubblica di donne a Venezia in piazza San Marco il primo giorno del plebiscito. Sire. Gli uomini hanno creduto di essere saggi e giusti quando decretarono che quella, la quale pur chiamano più eletta parte dell'umanità, fosse esclusa dal concorrere con la sua azione in tutto ciò che si attiene al governo della cosa pubblica. Le donne di Venezia non si arrogano il diritto di giudicare tale legge, ma proclamano in faccia al mondo che mai il sesso loro ne sentì l'amarezza e l'umiliazione più profondamente che in questa circostanza, in cui le popolazioni sono appellate a dichiarare se vogliono unirsi alla comunità patria sotto il glorioso scettro della maestà vostra e dei suoi augusti successori. Ma se ad esse è vietato di deporre quel sì che compirà l'Italia, non sia però tolto loro di farlo giungere in altro modo ai piedi di maestà vostra. Accogliete dunque, o sire, questo grido spontaneo che unanime, ardente, prorompe dal fondo dei nostri cuori. Sì, noi vogliamo, come lo vogliono i nostri fratelli, l'unione di Venezia all'Italia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele e dei suoi successori. Secondo punto, per l'equilibrio tra doveri e diritti delle cittadine, 1866. Sono note numerose petizioni al Parlamento nazionale per il riconoscimento del diritto di voto, a partire da quella promossa in area lombarda nel 1861. È invece quasi sconosciuta la seguente petizione scritta da 4 donne venete nel giugno del 1868 e subito pubblicizzata dal giornale La Donna di Guadalberta Beccari il 5 luglio 1868, senza riprodurne però integralmente il testo. Onorevole Parlamento del Regno d'Italia. Il principio stabilito dall'articolo 25 dello Statuto fondamentale del Regno, che tutti i regnicoli contribuiscano indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato, discende per giustizia dall'altro stabilito nell'articolo 24 che tutti ugualmente godano i diritti civili e politici e vi è necessariamente connesso. Nel godimento di questi diritti, la Costituzione fisica della donna costringe la legge a stabilire delle eccezioni a suo sfavore, ma queste eccezioni devono avere la maggiore limitazione possibile, dacché deve pur contribuire ai carichi senza limitazione veruna. Altrimenti è tolto fuori del bisogno l'equilibrio tra il peso di carichi e il godimento dei diritti, e la giustizia è offesa. A noi, sottoscritte, pare rispettosamente che questo sconcio vi abbia nella legge comunale provinciale che ci toglie assolutamente non solo la capacità di eleggibile, ma anche quella di elettore, in onta che il nostro sesso sia soggetto alle stesse imposte che vengono pagate da tutti e che concorriamo perciò come tutti a sostenere i pubblici carichi. A dire il vero,
almeno qui nel Veneto e nella Lombardia, abbiamo fatto in proposito un troppo retrogrado passo in faccia all'antica legge comunale 4 aprile 1816 che ci lasciava quel diritto ad essere rappresentate, ed è veramente doloroso il dovere oggi di, dopo che il nostro paese ha recuperata la sua libertà, evocare noi la liberalità della legislazione austriaca. Con la memoria di quella legislazione e con la certezza che il principio da essa adottato a favore delle donne nei 40 anni di una vita, di sua vita, non ebbe alcuna inconveniente conseguenza, ci crediamo autorizzate a lusingarci che il Parlamento vorrà perdonarci se ricorriamo ad esso per essere sciolte da questa specie di diminuzione di capo che la legge comunale e provinciale ci infligge. La parola a Liviana Gazzetta, dottore di ricerca in storia sociale europea presso l'Università di Ca' Foscari, docente nelle scuole superiori, da anni studia la storia dei movimenti femminili in età contemporanea. Buonasera, come avete capito dalle 2 letture che mi hanno preceduta, stiamo parlando degli anni 60 del XIX secolo e abbiamo alle spalle sicuramente quella che per il Veneto è la cosiddetta terza guerra d'indipendenza, abbiamo alle spalle sostanzialmente il risorgimento nazionale. Sicuramente il risorgimento nazionale ha rappresentato per le italiane una fase eccezionale di mobilitazione, di partecipazione, su cui non mi soffermo perché appunto cercherò in particolare di concentrarmi sulla seconda metà del secolo. È una fase straordinaria di partecipazione, in particolare per il nesso che si stabilì, fu sentito intensamente tra la militanza per l'indipendenza appunto della patria e la lotta per i diritti femminili. Tanto che dal punto di vista storiografico sicuramente oggi è riconosciuto che se una specificità debba essere attribuita al nostro primo movimento delle donne, al nostro primo femminismo, questo risiede non tanto nella fase cronologica propriamente detta o nei temi che il movimento italiano ha sviluppato, quanto piuttosto nel fatto che il nostro primo femminismo aveva le sue radici appunto nel processo di costruzione nazionale. Ciò che veramente fu in contraddizione con questa larga partecipazione, questa ampia sensibilità appunto femminile al processo di costruzione nazionale fu semmai la definizione di cittadinanza che uscì appunto da questo processo, ovvero il tipo di cittadinanza che lo Stato nazionale fu disponibile a riconoscere. Immagino che stamattina abbiate già parlato della codificazione, della prima codificazione unitaria dell'Italia liberale, a partire in particolare del Codice Civile Pisanelli del 1865, che guarda caso entrò in vigore proprio l'anno di annessione del Veneto. Le italiane che non accettarono quella cittadinanza appunto menomata che l'Italia liberale era disponibile a riconoscere alle cittadine, tentarono varie strategie di azione, oltre naturalmente i contatti e le sollecitazioni che tennero con gli esponenti e le forze politiche che potevano essere promotrici di riforme a livello legislativo. Il movimento delle donne ha poi promosso e sostenuto l'autonomia di singole e dei gruppi femminili che si costituirono fino a partire dai primi anni della costruzione dello Stato nazionale, quindi stiamo parlando sostanzialmente proprio degli anni 60 dell'Ottocento, dando lo spazio sia per la circolazione delle idee, ma anche segnalando le possibili contraddizioni della legislazione e cercando quindi di creare degli spazi inediti di libertà su cui anche le singole poterono intervenire e appunto crearsi forme particolari di libertà. In particolare io vorrei soffermarmi qui appunto su questi 2 momenti importanti della storia del primo femminismo italiano. Questo
primo momento appunto relativo agli anni 60 dell'Ottocento, proprio alle origini del movimento, e un secondo momento di età giolittiana, quando il tema del voto diventa un tema centrale nella mobilitazione del movimento delle donne a livello ovviamente nazionale, ma a livello internazionale. Non perché non siano esistiti, appunto, come ho accennato, altri momenti ed altri episodi molto importanti di rivendicazione di cittadinanza femminile, rivendicazione e anche pratica di cittadinanza femminile, in particolare per esempio nel 1948 qui a Venezia e a Roma nelle esperienze repubblicane vanno sottolineate delle forme assolutamente originali di rivendicazione in questo senso. Una per tutte, la richiesta di costituire un battaglione femminile per la Guardia Civica durante appunto la Repubblica Veneziana. Ma ho cercato di concentrare appunto il mio ragionamento proprio in relazione agli spazi di libertà che si aprivano nell'Italia liberale, cercando di costituire una sorta di filo comune appunto in un quarantennio di storia unitaria, dimostrando che effettivamente c'è un nesso nella costruzione della cittadinanza tra quello che accade tra gli anni 60 dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Allora, tra gli anni 60, il 1860, data del primo plebiscito, e il 1870 con l'annessione di Roma, furono circa 3 milioni i sudditi degli ex antichi stati italiani che espressero appunto la loro adesione al Regno d'Italia, con tutta una serie di meccanismi differenti, sottoscrizioni su pubblici registri che rimasero aperti nei municipi o nelle parrocchie, schede manoscritte, schede stampate in forme varie, sempre comunque caratterizzate dall'applicazione del suffragio universale maschile. In alcuni casi, per esempio nel Ducato di Modena e Reggio, di Parma e Piacenza, nelle province di Padova, Vicenza, Treviso, questi sudditi avevano già votato insieme ai Lombardi nella primavera appunto del 48 per la formazione inattuata peraltro del Regno dell'Alta Italia. Negli anni 60 il fenomeno diventa ormai un fenomeno nazionale, non è più soltanto relativo all'Italia settentrionale. Le percentuali di partecipazione, sempre per questo suffragio maschile, vanno dal 62% delle Marche all'80% del Lazio, nel 1870 ovviamente, mentre le percentuali dei suffragi favorevoli descrivono dappertutto una adesione unanimistica che arriva fino al 99,9% proprio nelle zone di area veneta. In queste occasioni c'è un'ampia e vivace mobilitazione femminile che viene ben accolta dai governi provvisori quando si traduce in manifestazioni di sostegno al sentimento patriottico, ma diventa invece causa di timori e di reazioni più o meno composte quando le donne utilizzano queste occasioni per rivendicare i loro diritti, appunto, di cittadine, in quanto soggetti esclusi dal diritto elettorale plebiscitario, peraltro insieme ai minori di 21 anni in questo momento storico. Gli atti di cittadinanza delle donne in questa fase avvengono in un quadro di festa della comunità nazionale. Questo voto non è considerato tanto un gesto individuale quanto piuttosto un atto collettivo di epifania della nazione finalmente costituita. Ma proprio per questo esso contribuisce a far avvertire alle italiane che molto avevano partecipato appunto al processo di indipendenza, anche a quelle che non avevano alle spalle una precisa formazione culturale, fanno avvertire appunto un senso di ingiustizia. Si crea così in tutto il territorio nazionale una variegata serie di interventi che si configurano come manifestazione di appartenenza nazionale, ma anche come atti simbolici di cittadinanza, quantomeno appunto mostrata se non agita. Le donne organizzano cortei, costituiscono dei seggi separati, fanno irruzione nelle assemblee elettorali con degli indirizzi o degli appelli rivolti alle autorità. Chiedono di votare in alcuni casi o
quando non è appunto assolutamente possibile, chiedono di vedere messa a verbale la loro volontà unitaria. Si tratta di sottoscrizioni che hanno un duplice intento: manifestare il consenso al processo unitario, ma anche evidenziare l'ingiustizia dell'esclusione dal voto. Anche quando non possono appunto partecipare o non sottoscrivono petizioni, le donne stazionano nelle assemblee elettorali o accompagnano i loro mariti al voto, in deroga a una norma di buon costume per il tempo che riteneva scandalosa e perturbante la presenza femminile al seggio. Ci sono singole donne ammesse a votare, in 2 casi allo stato degli studi per benemerenze patriottiche. I casi allo stato noti sono appunto per 2 personaggi femminili particolarmente attivi appunto nel processo risorgimentale, ma molto diversi fra di loro. Viene ammessa al votare al plebiscito del 1860 la popolana napoletana Mariana De Crescenzo, detta San Giovannara, che era una taverniera di Monte Calvario, e a Perugia la giovane poetessa Maria Linda Bonacci, cattolica liberale, che aveva scritto poesie patriottiche e anche un appello appunto plebiscitario firmato da 275 donne della sua città. Scusate. Questa presa di parola femminile è spesso giustificata nei testi scritti dalle donne in nome dei diritti del cuore e delle sofferenze patite dalle patriote lungo il processo appunto rivoluzionario, personalmente o per i loro familiari. Ma non mancano appunto anche le sottolineature che riguardano in particolare la mancanza di espressione della propria solidarietà al processo in corso. I toni di contestazione diventano particolarmente evidenti in occasione del plebiscito del 1866, appunto per l'annessione del Veneto. Qui la rivendicazione suffragista, accanto sempre ai diritti del cuore, diventa molto più netta, come avete sentito dalla prima delle 2 letture. È più netta sia perché viene sicuramente basata su ciò che le donne venete, come anche le donne toscane, come anche le donne lombarde, avevano potuto conoscere nei decenni precedenti sulla base della legislazione austriaca dal 1816, come abbiamo sentito, sia anche per il fatto che ormai lo Stato nazionale aveva cominciato a dare i primi segni di un operato assolutamente deludente in relazione alla cittadinanza femminile. Non solo il codice civile Pisanelli che abbiamo già ricordato, ma va detto che in particolare per quanto riguarda il suffragio delle donne, un primo progetto di legge presentato nel 1863 dal ministro Baldino Peruzzi, appunto per il riconoscimento dell'elettorato amministrativo alle donne nubili e maggiorenni o separate, era stato bocciato. Un altro colpo alle aspettative femminili di suffragio era stato assestato nel 1865 dalla legislazione amministrativa, che aveva dichiarato esplicitamente, e qui vale la pena di sottolineare, l'esclusione delle donne dal voto comunale e provinciale, proprio mentre invece per quanto riguarda la normativa plebiscitaria, si ammetteva l'ammissione al suffragio dei maschi minorenni che avessero fatto parte dell'esercito nazionale o si fossero battuti come volontari nelle campagne appunto risorgimentali. Così nel plebiscito veneto del 66 abbiamo appunto una fioritura di manifestazioni. A Venezia, a Mantova, a Dolo, a Padova e recentemente portata alla luce addirittura una protesta a Lendinara, il paese di Alberto Mario, dove 475 donne firmarono un atto rivolto ovviamente sempre a Vittorio Emanuele II di protesta per l'esclusione e la simmetria tra doveri e diritti nel nuovo ordine legislativo. Non entro nel merito di queste rivendicazioni e mi soffermo invece sulla fase successiva che vi avevo già preannunciato, ovvero la fase dell'età giolittiana. Naturalmente in tutti questi anni
Il movimento delle donne si è sviluppato in Italia così come negli altri paesi europei. In età giolittiana l'organizzazione del movimento è particolarmente ricca, nascono addirittura 3 organismi nazionali che danno voce al movimento di orientamento anche ideologico particolarmente connotato. Dal 1903 nasce il Consiglio Nazionale delle Donne, che dà organizzazione in particolare alle donne di orientamento liberale moderato. Esiste l'Unione Femminile Nazionale per le donne fondamentalmente di origine, diciamo, di orientamento socialista e riformista, e poi esiste l'Associazione per la Donna, meno radicata sul territorio nazionale, ma che raccoglieva donne fondamentalmente di orientamento democratico e radicale. Ecco, con questi 3 organismi effettivamente i primi anni del Novecento vedono un apice nella mobilitazione in questo senso. In questa fase l'idea che diventa centrale per la rivendicazione del suffragio è quella di approfittare dell'ambiguità delle leggi proprio in relazione alla questione elettorale, perché, come vi ho detto prima, le norme introdotte a livello amministrativo prevedevano esplicitamente l'esclusione delle donne dal voto, appunto a livello comunale e provinciale, mentre le leggi elettorali a livello politico generale non facevano alcuna menzione appunto dell'esclusione femminile. Naturalmente su questo tentativo di approfittare dell'ambiguità e dell'assenza di indicazioni della legge potevano costituire uno stimolo anche ciò che era accaduto per esempio in Inghilterra, anche se non abbiamo il tempo per soffermarci, in particolare quando John Stuart Mill aveva promosso una serie di emendamenti per la trasformazione della denominazione della parola con cui le leggi inglesi indicavano l'elettore, da male person a man, che ovviamente dava spazio alla possibilità che le donne da questo punto di vista potessero essere comprese, fino alla iniziativa particolarmente emblematica, mi pare, in Francia, in cui per esempio alcune donne, in occasione del centenario dell'introduzione del codice civile napoleonico, alla Sorbona avevano fatto circolare una serie di palloncini colorati in cui si diceva che il codice civile appunto annullava l'identità femminile, e Hubertine Auclair era stata arrestata. Sulla base di tutta questa serie di stimoli, agli inizi del 1906, in virtù del fatto che anche erano state presentate al Parlamento alcuni progetti di legge per il suffragio finalmente universale, a partire dal progetto di legge Mirabelli del 1904, si costituiscono una serie di comitati in tutto il territorio nazionale. E nel 1906, in particolare dal febbraio del 1906, una proposta, un proclama alle donne italiane di Maria Montessori propone di iscriversi alle liste elettorali, sostenendo appunto che nessun divieto derivava appunto dalla legge elettorale politica, come abbiamo capito, cosa che effettivamente corrispondeva al dato reale. E quello che accade in questa situazione è che centinaia di donne si recano alle istituzioni comunali, in particolare le commissioni elettorali comunali presentano richiesta di iscrizione. Sono 11 complessivamente le corti d'appello che sono chiamate a intervenire sulla questione. La più nota è la Corte d'Appello d'Ancona, perché in quel contesto il noto giurista Ludovico Mortara diede parere favorevole all'iscrizione delle donne alle liste elettorali, pur dicendosi personalmente contrario al voto femminile. Nel nostro territorio l'esempio forse più interessante è quello della piccola cittadina di Pontelongo,
meno di 3.000 abitanti in quel momento storico, dove 7 donne chiedono di iscriversi alle liste elettorali. Il sindaco e il segretario comunale accettano la loro iscrizione. Quando la commissione provinciale vieta questa loro iscrizione, lo stesso sindaco e lo stesso segretario, insieme al gruppo di 7 donne, redigono il ricorso, arrivano appunto fino alla Corte d'Appello e naturalmente poi sarà la Corte di Cassazione che chiuderà tutte le forme di rivendicazioni che fino ad allora erano state avviate nella storia del nostro paese in questi pochi 10 sostanzialmente mesi di agitazione. In questi 10 mesi di agitazione soltanto le maestre, le 10 maestre che si erano iscritte al comune di Senigallia e che appunto furono accettate da Ludovico Mortara presso la Corte d'Appello di Ancona, riuscirono effettivamente a vedersi riconoscere come elettrici. Potremmo domandarci cosa sarebbe successo se in quei 10 mesi in cui furono effettivamente iscritte nelle liste elettorali fosse accaduto improvvisamente il governo e gli organi dello Stato fossero stati costretti a prendere una decisione circa la loro capacità politica. Grazie alla professoressa Gazzetta. In effetti abbiamo visto da questa mattina che dal Medioevo in poi molti dei diritti, cioè, esistevano già di fatto e le donne cercano di farli valere, ma prevale sempre, diciamo, un atteggiamento retrivo che poteva benissimo invece riconoscerli perché le leggi glielo consentivano. L'abbiamo visto con le avvocate, l'abbiamo visto adesso con il diritto di voto. E arriviamo agli anni 70 del 1900. Sono anni a noi vicini, che molti di noi ricordano. C'è una presa di consapevolezza notevole delle donne. I tribunali sono purtroppo ancora molto arretrati da questo punto di vista. Ricorderete tutti il processo per stupro e Nadia Filippini ha avuto il merito, con un recente libro che abbiamo presentato anche in Ateneo, di ricordare un altro e forse più importante ancora processo avvenuto prima, nel caso di uno stupro di una ragazzina, avvenuto proprio nel Veneto, a Verona, che ha visto una grande mobilitazione delle donne. E lascio quindi la parola a Nadia Maria Filippini, la cui relazione si intitola La politica dei processi, la mobilitazione femminista degli anni 70 contro la violenza sessuale. Nadia Filippini ha insegnato storia delle donne presso l'Università di Ca' Foscari di Venezia, è socia fondatrice della Società Italiana delle Storiche e componente della Società Italiana di Storia Contemporanea. Ha dedicato le sue ricerche alla storia delle donne, con particolare riferimento al tema del corpo, della cittadinanza e del lavoro femminile. È, insieme ad Anna Bellavitis e ad Alessandra Schiavon, una delle organizzatrici di questa giornata, a cui a lei e le altre due collaboratrici va il mio ringraziamento. A te la parola, Nadia. Grazie Antonella e buongiorno, buonasera, anzi ormai a tutte e a tutti. Come Antonella ha anticipato, questa mia relazione ci porta a un tempo molto vicino, quello della metà degli anni 70. Molte di noi erano allora giovani ragazze e alcune, anzi molte anche femministe, e a un tema quanto mai attuale, quello della violenza contro le donne. Alla metà degli anni 70 siamo in pieno femminismo, come hanno puntualizzato tutti gli studi sul femminismo, sulla storia delle donne,
un femminismo diverso dal primo femminismo, da quello ottocentesco, primo novecentesco. Perché? Perché pone al centro proprio il tema della libertà del corpo e alcune parole d'ordine fondamentali che sono quelle appunto della liberazione e della autodeterminazione. Quindi diciamo proprio una differenza notevole rispetto ai movimenti precedenti. Ora, il tema della violenza acquista una rilevanza cruciale proprio, diciamo, alla metà degli anni 70, appunto nel 1975, precisamente 76, non solo all'interno del movimento delle donne, ma all'interno, direi, più ampiamente dell'opinione pubblica, in virtù di due eventi che segnano veramente, che aprono, come dire, un ampio dibattito a 360 gradi, appunto a livello pubblico. Questi due eventi sono due eventi abbastanza cruciali e rilevanti e sono da un lato appunto il cosiddetto delitto del Circeo o massacro del Circeo, come era stato purtroppo definito, un delitto che rivela il volto più cruento ed estremo della violenza contro le donne. Ricordo brevemente, per chi non l'avesse seguito o neppure nelle recenti fiction, che si è trattato di due ragazze di Borgata molto giovani, sequestrate per 1 giorno e mezzo e devo dire seviziate, violentate, e una di queste uccise e l'altra si era salvata solo perché si era finta morta. Ecco, questo evento suscita un'ondata emotiva fortissima in tutto il paese e riempie le cronache di giornali, di interventi, di dibattiti, di interrogativi sulla violenza contro le donne. L'altro evento è l'apertura del processo appunto contro i responsabili del delitto del Circeo a Latina l'anno successivo. Perché? Perché in questo processo emerge in tutta la sua evidenza l'esistenza di un'altra forma di violenza contro le vittime, quella agita nei tribunali, da chi? Dagli avvocati, dai giudici, eccetera. Oggi noi abbiamo le parole per dirlo, cioè si chiama vittimizzazione secondaria e che cosa vuol dire? Vuol dire di nuovo rendere vittima la vittima. Attraverso che cosa? Attraverso appunto un percorso di messa sotto accusa del suo comportamento, di scandaglio della sua vita privata, di processo di colpevolizzazione, tutta una serie di atteggiamenti, riferimenti, domande, inquisizioni che di fatto la trasformavano appunto da vittima in imputata. Ecco, ora, famosa peraltro, apro una parentesi per dirlo, l'arringa degli avvocati del Tribunale di Latina, appunto famosa perché riprodotta poi in molti libri, eccetera, quella che diceva appunto, se queste ragazze fossero rimaste presso il focolare dove dovevano stare, se non fossero uscite di sera, se non avessero accettato l'invito di questi giovani, certamente, come dire, non saremmo arrivati a questo punto. E questo è solo un piccolissimo esempio. Allora, questo faceva sì che molte donne non denunciassero lo stupro subito, perché sapevano benissimo che questo sarebbe stato l'iter, che si sarebbero state sottoposte a un'ulteriore violenza. E le ricerche fatte su questo tema sono veramente inquietanti. Non so se ancora in sala Tiziana Noce, che è intervenuta questa mattina e che ha scritto un libro molto bello che si intitola Il corpo del reato, dove il corpo è quello della donna, e che ha fatto una indagine proprio sui risultati, diciamo, nell'Ottocento dei processi per stupro. Allora, su questo tema della violenza, voi capite, questi due eventi pongono il tema della violenza al centro del movimento femminista, con una mobilitazione che da questo momento in poi diventa una mobilitazione a 360 gradi sulla violenza e che si dispiega in moltissime iniziative, attività, convegni, ricerche, apertura dei primi centri antiviolenza, e quindi c'è davvero un
critica alla legge, questa la vedremo. Io non ho tempo in questa relazione ovviamente di soffermarmi su tutti questi aspetti, ma ne voglio mettere a fuoco due. Il primo è la cosiddetta politica dei processi, scusate questa espressione che io ho rubato, ma che è sintetica per esprimere i procedimenti che andrò ad illustrare, e la seconda è appunto la critica agli articoli del codice penale fascista, ricordo, Rocco, che definivano all'articolo 519 la violenza carnale, si chiamava così, tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Ecco, queste sono le due direttive su cui mi voglio focalizzare. Allora, politica dei processi. Che cosa intendiamo? Intendiamo il fatto che di focalizzare la decisione di molti gruppi femministi di mobilitarsi in occasione dei processi per stupro accanto appunto alle vittime. Allora, gli obiettivi, come voi capite, erano molteplici. Innanzitutto quello di esprimere solidarietà e vicinanza verso la donna violentata e di dire con queste manifestazioni una cosa che era lo slogan del femminismo di allora, cioè il personale politico. Quello che è successo a questa donna poteva succedere a tutte le donne, perché era espressione del sessismo e del dominio, come dire, maschile nella società, era espressione di questa profonda discriminazione che attraversava la società. Secondo obiettivo era quello di mettere sotto accusa la vittimizzazione secondaria, cioè il comportamento degli inquirenti, dei giudici, del sistema giudiziario, della tradizione giudiziaria, diciamo così, nei confronti delle vittime, ma anche quello della stampa e dei mass media, perché c'era anche questa accusa. E il terzo, di denunciare, oggi noi abbiamo ancora una nuova definizione, allora non c'era, ma si chiamava la cultura solidale con lo stupro, cioè tutti quegli atteggiamenti che in fondo andavano a minimizzare appunto i comportamenti degli stupratori, degli aggressori, a definirli bravate, a definirli colpi di testa o quant'altro, con una eufemizzazione. Ci sono molti atteggiamenti che sono stati minuziosamente studiati in questo senso. E insomma, vabbè, ecco, una cultura solidale con lo stupro. La definizione prima è di Susan Brown Miller, che nel 75 pubblica uno dei primi studi molto accurati appunto sul tema dello stupro, della violenza sessuale. Diciamo che viene immediatamente tradotto in italiano nel 76. Allora si trattava di denunciare questa violenza sessuale in tutte le sue forme, di fare del processo per stupro una cassa di risonanza e di trasformare il processo stesso in processo politico contro la violenza sulle donne. Vigarello, che è uno degli storici francesi che ha studiato a fondo questo tipo di questo tema della violenza, ha parlato di procès tribune, cioè un processo appunto che diventa una tribuna di denuncia di tutto ciò. Ma io lo voglio dire più semplicemente con le parole di quella che è stata l'avvocata delle donne, che per noi della nostra generazione è, come dire, una figura veramente emblematica, che è Tina Lagostea Navassi, che sarà onnipresente in quasi tutti i processi di questa stagione. Lei diceva: si tratta di fare del processo per stupro un processo allo stupro. E questo nella convinzione che lei esemplifica molto bene nella Ringa del processo di Latina del 78, quello che è stato poi ripreso, il famoso processo per stupro, laddove lei dice noi donne siamo presenti, noi si mette insieme alle manifestanti in quest'aula perché vogliamo avere e ottenere giustizia, ma anche nella convinzione che, cito, la mentalità si possa cambiare anche a partire dai processi. Ecco quindi, diciamo che le donne chiedono la costituzione di parte civile. Dopo sentiremo il documento che legge Sandra Mangini. Allora, nel libro Mai più sole,
a cui accennava prima appunto Antonella, io ho ricostruito la storia di quello che è la prima manifestazione in Italia, un processo per stupro che avviene, guardate caso, nella nostra regione. Spesso il Veneto ha fama di essere una regione arretrata per molti aspetti, una regione politicamente, come dire, appunto debole, invece in realtà su questo punto e anche credo su altri è stata una regione d'avanguardia. Bene, a Verona appunto avviene il primo processo, le donne si mobilitano per la prima volta e su questo non mi soffermo perché appunto ne ho già parlato anche in quest'aula un'altra volta, ma sappiate che questo processo, per chi non lo conosce, ha avuto una risonanza mediatica enorme, e non solo in Italia, ma anche all'estero. È stato per settimane al centro dell'opinione pubblica proprio perché i giornali e i mass media si rendono conto che era un processo che segnava radicalmente un cambiamento di mentalità, e non solo per il fatto che questa giovanissima minorenne ragazza aveva il coraggio di denunciare la violenza subita, cosa piuttosto rara ancora ai tempi, ma perché aveva il coraggio di denunciare la violenza degli inquirenti e dei giudici, e aveva il coraggio di parlare apertamente alla radio, alla televisione, eccetera, di ciò che per lei aveva voluto dire essere violentata, quindi e dicendo apertamente: la vergogna non è mia, quindi strappare proprio il velo della vergogna. Ecco, dicevo, non mi soffermo su questo, queste fotografie che voi vedete, queste diapositive sono tratte da questo processo, vedete l'ampia mobilitazione delle donne nelle aule dei tribunali, altro fatto inedito, le donne in movimento entrano nelle aule dei tribunali e denuncia, come vedete da questo Tazebao, la violenza carnale come una delle violenze che le donne subiscono quotidianamente, quindi la violenza a tutti, come dire, in tutti i suoi livelli. Ecco, queste foto peraltro, molte di queste foto provengono da archivi privati, ringrazio anzi chi me le ha gentilmente fornite. Questo per esempio è stato gentilmente a me dato da Alessandra De Perini, è del gruppo di autonomia femminista di Venezia Mestre, e vedete, smettiamola di tacere, la violenza carnale è un fatto politico. Ecco, allora dicevo, questa mobilitazione veronese fa da modello in tutta Italia, e processi con manifestazioni, ecco perché si parla di politica dei processi, nei 4 anni successivi si moltiplicano in molte città d'Italia. È una ricerca che ho in corso, non è ancora terminata, ma posso, come dire, darvi intanto un primo, come dire, elenco provvisorio di quello che sono riuscita a raccogliere. Vedete quindi un crescendo di manifestazioni in tutta Italia, ma la cosa che colpisce è che queste manifestazioni non si svolgono solo in città importanti, appunto come Roma, Milano, oppure la stessa Verona. A Verona ce ne sono 2 processi in 4 anni, ma in cittadine molto piccole, in paesini. Pensate, Casteltesino, Ala, oppure in città del nord come del sud, Lamezia Terme, Nuoro. Quindi è veramente un dilagare, come dire, di manifestazioni ai processi. Manifestazioni, io ripeto, ne ho contate 14 in 4 anni, ma sicuramente il numero è destinato a crescere. E certamente qui non c'è il caso non ho il tempo di approfondire, sono anche manifestazioni che assumono carattere diverso, via via personalizzato, ma sempre con questo elemento, diciamo, ricorrente, che è l'essere presenti in tribunale, il testimoniare la vicinanza, il chiedere le porte aperte, il chiedere spesso di essere riconosciute come parte civile e così via. E ecco, per esempio, vedete, questa manifestazione si svolge a Roma nel 77, in un'altra occasione di un altro processo importante. Alcune di queste immagini come queste sono tratte dall'archivio che vi invito anche a visitare, che è stato un grosso lavoro di ricerca, si chiama, andate a vedere, Air Story, che è stato fatto all'interno della Casa Internazionale delle Donne, raccogliendo documenti e immagini delle manifestazioni femministe.
Ecco, dicevo appunto, anche queste immagini, come vedete, è di Mestre, e questa, per esempio, è recentissima, l'ho scoperta 15 giorni fa andando a presentare il libro a Siena, ma mi hanno detto: ma guarda che anche a Siena c'è stato nel 1979 una grande manifestazione, ti diamo anche le fotografie. Ecco, quindi dicevo, modalità diverse, coinvolgimenti diversi, gruppi diversi, e in alcuni casi, per esempio, le donne scelgono di stare in silenzio. Stare in silenzio, ma per esprimere, come dire, dicono: no, la Corte non merita neanche la nostra voce, noi non riconosciamo questa Corte, non riconosciamo questa giustizia. E questo è il secondo processo di Verona. E metto questa foto perché voi vedete almeno due volti abbastanza noti, che sono quelli di Tina Lagoste Navassi e Bianca Guidetti Serra. Bianca Guidetti Serra è quella che sta, diciamo, con gli occhialetti sotto. E poi una giovanissima avvocata, Ida Deidonè, che appunto si fa rappresentante dei gruppi femministi. Ecco, allora, queste manifestazioni innescano sicuramente un processo di cambiamento che noi già cominciamo a vedere appunto nella seconda metà degli anni 70, a ridosso appunto di questo grande movimento a livello nazionale. Accenno brevemente: primo, certamente c'è una maggiore attenzione e cautela da parte dei giudici e anche un'attenzione alle istanze del movimento femminista. E per la prima volta nel 1980 a Reggio Emilia il giudice Parmigiani riconosce la costituzione di un gruppo di donne, in questo caso Ludi, come parte civile. Finora non era mai stata riconosciuta, nel 1980 si riconosce. Il secondo effetto è quello che si cominciano a costituire gruppi di pool, oggi noi diremmo di giuriste femministe, che si specializzano proprio in questo tema della violenza contro le donne. Dicevo prima, avete visto Tina Lagoste Navassi, Bianca Guidetti Serra, Maria Magnani Noia, eccetera, ma voglio ricordare che nel 79 nasce anche il Tribunale 8 Marzo. Tribunale 8 Marzo, eccolo qua, che è formato appunto da soprattutto avvocate, giovani avvocate e giuristi che si propongono di sostenere le donne. Il Tribunale 8 Marzo, mi dispiace che sia andata via Chiara Santi, che è una delle fondatrici, a Venezia viene fondato nel 1984. Il terzo processo che innesta è un cambiamento all'interno dello stesso movimento delle donne, perché vari gruppi femministi impegnati in questo campo appunto della violenza sulle donne decidono a questo punto di darsi veste giuridica. Cioè, e questo perché era importante darsi veste giuridica, andare da un notaio a fare uno statuto, eccetera, proprio per poter costituirsi come parte civile. Allora, chi studia la storia delle donne sa quanto importante sia questo passaggio, perché segna il passaggio da un movimento spontaneo, come dire, e volutamente senza regole, a invece una codificazione, ma che è fatta proprio sulla base di questo importante obiettivo. E nel frattempo, dicevo, nascono i primi centri antiviolenza autogestiti. Il primo nasce proprio nel 76 presso la Casa delle Donne di Roma e subito dopo ne nascono a Milano, Bologna, in varie città. Venezia anche conoscerà, diciamo, più avanti il primo centro antiviolenza. Ed è da questa esperienza, insieme di processi e di centri antiviolenza, che prende corpo l'idea di avanzare una proposta di legge di iniziativa delle donne per la revisione degli articoli del Codice Penale Rocco. Ecco qui il testo, era questo, con norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona, e questa proposta di legge viene presentata per la prima volta nel 1978 a un convegno internazionale dedicato al tema della violenza, organizzato dall'MLD, Movimento di Liberazione della Donna. Si forma un comitato promotore nel 1979 che è costituito dall'MLD, Ludi, la
importante, come voi sapete, associazione legata ai partiti della sinistra, e le donne del sindacato FLM, ma poi le riviste, avete visto prima la rivista F, che era una delle più importanti, molti gruppi femministi, insomma il comitato promotore era molto ampio, ma comitati di raccolta di firme si costituiscono in tantissime città e paesi d'Italia. Che cosa chiedeva questa legge? Che cosa chiedeva? Chiedeva il riconoscimento della violenza sessuale come delitto contro la persona. Io donna, io persona era uno degli slogan appunto che venivano gridati dal movimento femminista. Chiedevano ovviamente le porte aperte, chiedeva la procedibilità d'ufficio come tutti i reati contro la persona. Chiedevano soprattutto la cancellazione di molti articoli del codice penale, come appunto in vari articoli il matrimonio riparatore, gli atti di libidine violenta. C'erano molti articoli di cui proprio si chiedeva la cancellazione. L'obiettivo iniziale, vedete questo manifesto, era quello di raccogliere 50.000 firme per poter presentare questa legge. Ne saranno raccolte 300.000 e il progetto di legge viene presentato in Cassazione il 21 settembre del 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come appunto proposta il 22 settembre dello stesso anno. La consegna delle firme in Parlamento avviene il 29 marzo dell'80 e qui vediamo alcune immagini della grande manifestazione nel momento della raccolta delle firme, che vengono portate con delle carriole, come vedete, i grandi pacchi di raccolta delle firme vengono portati in Parlamento con queste carriole. Allora, va detto un aspetto, una cosa importante, perché questa proposta di legge, diciamo così, quanto è innovativa da un punto di vista storico, perché è la prima volta che gruppi di donne si commisurano con l'elaborazione di un testo di legge, si fanno legislatore, come scrive Beatrice Pisa, che è l'autrice di un libro sulla storia dell'MLD, Movimento di Liberazione della Donna, il farsi legislatore, osano farsi legislatore. In realtà questa legge era stata scritta soprattutto con la competenza delle avvocate, delle giuriste che abbiamo nominato prima. Questa proposta di legge però apre all'interno del movimento femminista una delle spaccature, delle polemiche più aspre della sua storia, e perché mette in luce, diciamo, le diverse anime del movimento che già si erano molto divise su due temi cruciali, quello per esempio dell'aborto e quello dei consultori. Due anime diverse che facevano capo da un lato alla Libreria delle Donne di Milano soprattutto e dall'altro a Roma al Movimento di Liberazione della Donna. I nodi di discussione quali erano? Quello dell'autonomia del movimento, quello del rapporto con le istituzioni, il tema della rappresentanza e poi soprattutto il tema cruciale era un dibattito fortissimo sulla querela di parte o procedibilità d'ufficio. Questo diventa veramente un punto, diciamo, cruciale del dibattito, perché la procedibilità d'ufficio era legata, come dire, soprattutto al riconoscere come tutti gli altri reati, il reato contro la persona, quindi richiedeva la procedibilità d'ufficio. La querela di parte era quella prevista nei vecchi ordinamenti del codice, per esempio appunto nel codice penale Rocco. Quindi su questo si apre un dibattito fortissimo che meriterebbe ovviamente uno sviluppo assai più ampio di quello che io in questo momento non ho, ma voglio sottolinearvi almeno alcune linee fondamentali di questa diversificazione. Per le une, cioè parlo soprattutto appunto il movimento della Libreria delle Donne di Milano, insomma, si trattava
di affermare una totale estraneità del movimento femminista rispetto alle istituzioni, la contrarietà di misurarsi con le istituzioni, la necessità invece di un lavoro sul piano simbolico e sul piano culturale, soprattutto si denunciava l'impossibilità di declinare i bisogni delle donne nel linguaggio giuridico e poi in particolare nel linguaggio dei codici che rappresentavano per la massima espressione, come dire, del patriarcato. Per le altre invece si trattava di muoversi in una linea di confronto con le istituzioni, di cercare di modificare il costume e la mentalità anche attraverso le norme e la legge, e di cambiare, qui cito Addis Saba, di cambiare la legge per cambiare i processi e di cambiare i processi per cambiare la mentalità. Quindi da una parte appunto il confronto, dall'altra invece un percorso di distanza e di lavoro su altri livelli. Ecco, diciamo, su questo poi ognuna, come dire, delle anime di questo movimento ha anche scritto dei testi e pubblicato dei libri che riassumono un po' questa contesa. Mi riferisco soprattutto al libro della Libreria delle Donne di Milano, Non credere di avere diritti, o al libro appunto di Addis Saba, Io donna, io persona, e quello di Beatrice Pisa sul movimento di liberazione della donna, l'MLD. Allora, dicevo, un confronto molto aspro. Luisa Muraro a un certo punto scrive, se c'è un effetto importante, positivo di questa proposta di legge è che ci ha consentito di approfondire con una discussione anche aspra, ma un tema, come dire, veramente di politica delle donne, di linea politica delle donne. E mi avvio alla conclusione per dire che cosa? Che questa legge non andrà in discussione, ma spinge i partiti, i maggiori partiti, a presentare o accelerare dei progetti di legge. Ben 7 proposte vengono presentate nel giro di pochi anni, ma ci vorranno 17 anni perché una di queste proposte o la rielaborazione di queste arrivi poi in votazione. E nel mezzo che cosa c'è? Ancora una volta nel mezzo c'è un pronunciamento della Corte Costituzionale importante, un pronunciamento con una sentenza la 561 del 1987 che riconosce, non vi dico poi le circostanze, semmai le riprendo, il diritto di disporre liberamente del proprio corpo come un diritto soggettivo assoluto. E quindi, diciamo, apre la strada alla modifica di legge. La legge che noi conosciamo viene approvata nel febbraio del 1996, la legge 66, norme contro la violenza sessuale, una legge che Emma Baeri, una nostra storica, ha definito legge cerniera di cittadinanza femminile. Bene, diciamo, questa legge arriva però dopo, in ritardo, arriva dopo la dichiarazione, diciamo, dell'ONU del 93 sull'eliminazione della violenza contro le donne, dopo la conferenza mondiale di Pechino del 95, cioè nel mezzo ci sono molte altre cose, ma certamente è, come dire, una legge importante, appunto, come dice Emma Baeri, una legge cerniera di cittadinanza. Concludo dicendo brevemente che cosa? Io ho parlato di questa vicenda al passato, ma il tema è quanto mai attuale. La vittimizzazione secondaria è ancora uno dei temi cruciali del nostro tempo e soprattutto del nostro Stato. Tant'è vero che l'Italia è stata non meno di 2 anni fa censurata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo proprio perché non rispetta appunto e ancora registra molti casi di vittimizzazione secondaria. Quindi è un processo ed è una battaglia ancora da portare avanti. Grazie. Grazie alla professoressa Filippini, rimango sempre sconvolta di quanto tempo ci è voluto per approvare una legge che francamente aveva un contenuto del tutto ovvio. Ma così sono andate le cose.
Concludiamo con Sandra Mangini che ci legge l'appello che hanno fatto le donne al processo di Verona. Richiesta di costituzione come parte civile di gruppi femministi in un processo per stupro a Verona nel 1980, inviata al presidente della sezione penale del Tribunale di Verona, Giacomo Sartea, 23 giugno 1980. Illustrissimo Presidente, le sottoscritte aderenti ad organizzazioni femminili intendono succintamente esprimere le motivazioni che stanno alla base della decisione di costituirsi parte civile nel processo intentato contro Barbara, pseudonimo. La motivazione principale fa riferimento ad una semplice constatazione di fatto. Non esiste nel nostro codice penale reato alcuno che, come la violenza sessuale, abbia la capacità di ritorcersi nel corso degli adempimenti burocratici fino al processo contro la vittima del reato medesimo. La stessa normativa che reprime reati di violenza sessuale è stata emanata in un periodo in cui la donna non era certamente considerata soggetto attivo nel campo delle scelte politiche, al punto che non poteva nemmeno esercitare il diritto di voto. Proprio per questo la normativa in materia si è, a parer nostro, occupata esclusivamente di tutelare la pubblica moralità, nell'accezione di qualche decennio fa, piuttosto che l'integrità della persona offesa. La legge, nata in un periodo che non fa certamente onore alla nostra democrazia, continua ad essere applicata perché nessuna variazione o norma sostitutiva è stata nel frattempo emanata. D'altra parte, ciò non è casuale. Il nostro ordinamento sociale e legislativo affonda a tutt'oggi le radici in un sistema di valori maschilisti che determinano tutta la realtà, da quella istituzionale, scuola, famiglia, tribunale, a quella extra-istituzionale. Per questo motivo le donne, che finora hanno chiesto giustizia ai tribunali italiani per il danno fisico e psichico subito sulla loro persona in esito di episodi di violenza carnale, hanno dovuto compiere un vero e proprio atto di coraggio. Le ragioni che abbiamo fino ad ora addotto ci hanno indotto a costituirci parte civile sia per solidarietà nei confronti di Barbara, sia come ferma presa di posizione nei confronti di un problema che riguarda direttamente tutti noi. Abbiamo infatti chiara coscienza di come anche noi siamo possibili oggetti di violenza sessuale e che solo il caso fortuito ha fatto sì che fosse Barbara a subire la violenza e non qualsiasi altra donna. L'aggressione fatta a una donna è un'ingiuria genericamente rivolta a tutte le donne. Difendendo Barbara, difendiamo noi stesse. La nostra Costituzione di parte civile è motivata dall'esigenza che sia fatta giustizia, non tanto intesa come imposizione di una pena esemplare nei confronti degli imputati, ma come riconoscimento dell'offesa arrecata ad una donna ed in lei a tutte le donne. Donne Democratiche di Verona, Unione Donne Italiane, FLM Coordinamento Delegate, Centro Studi Donne, AIED Sezione Locale, Gruppo Donne della Val di Illasi.